Rientriamo in questo studio ideale dedicato a Fiera Cavalli e siamo in compagnia, come preannunciato, con il vice governatore del Veneto, Franco Manzato. Allora Manzato, buona giornata, ed è straordinario il modo per incontrare il territorio, la natura, quello diciamo a cavallo. Sì, quello a cavallo che diventa non solamente una visione bella perché è un animale assolutamente bellissimo, ma è anche un'opportunità di creare un prodotto turistico che è già esistente ma in maniera molto forte, però sul quale vogliamo investire molto di più. Ci sono le nuove ippovie da presentare. Sì, intanto dobbiamo far sapere agli amici che le ippovie possono essere viste via GPS, quindi c'è già un percorso che è riconoscibile via web, e poi l'investimento sulle due grandi ippovie che sono legate alle due grandi aste del fiume Brenta e del fiume Piave, e quindi un percorso che va da Cortellazzo, Ponte nelle Alpi, Trichiana, e quello da Chioggia ad Asiago. Due grandi ippovie che poi saranno coordinate con tutto il resto dei percorsi del Veneto, proprio per dare un prodotto in più a chi viene a vedere il nostro territorio, che è la prima regione turistica del Veneto, però è anche d'Italia, però è anche capace di offrire prodotti di nicchia come le ippovie. Vicepresidente, anche la provincia di Treviso, noi di Cronache Trevigiane ovviamente la guardiamo con un occhio di riguardo, ha molta offerta e sta anche crescendo, diciamo, l'iniziativa riferita al turismo a cavallo. Sì, la provincia di Treviso ha una caratteristica particolare, quella di puntare molto su questo tipo di opportunità, proprio perché i percorsi si stanno creando con il coordinamento della provincia e sui quali stiamo investendo anche come regione. È evidente che poi tutto sarà in rete con tutte le altre province, e poi invece le grandi percorsi che partono dalle nostre montagne per arrivare fino al mare. Lei va a cavallo, vicepresidente? Ogni tanto, anche se non sono proprio un cavallerizzo provetto. Allora io la ringrazio davvero della sua disponibilità, noi ci fermiamo qui e tra poco altre testimonianze, perché il cavallo è anche fonte di educazione per i più piccoli o fonte di crescita e di benessere per chi non sta bene. A tra poco. Grande novità alla cantina sociale di Oderzo. Regione Veneto e provincia di Treviso hanno presentato il progetto della Casa del Vino. L'iniziativa consiste nel recupero di un edificio storico posto all'interno della cantina, che diventerà un centro polifunzionale per il territorio e i grandi vini della DOC Piave. Il vicepresidente della Regione Veneto, Franco Manzato, o Pitergino DOC, spiega ai nostri microfoni quali sono le potenzialità del progetto. La Casa del Vino diventa un luogo particolare, determinante per promuovere il territorio in termini turistici, identitari, ma soprattutto enogastronomici. Il vino diventa un veicolo non solamente culturale ma anche di promozione del territorio. La Casa del Vino è un punto di riferimento anche per la sinistra Piave, per tutti quei vini del Piave, quella DOC Piave che ha anche espresso vini rossi importanti che saranno determinanti per la promozione degli stessi nei paesi terzi, ma anche a livello italiano. Soddisfazione anche da parte del presidente della cantina sociale di Oderzo, Vannino Negro, che ci conduce alla scoperta dei grandi vini rossi della DOC Piave. I rossi del Piave, bisogna fare delle considerazioni, hanno una grande storicità, soprattutto se si parla di Raboso ci sono 2000 e più anni di storia. Se si parla Merlot e Cabernet arrivano dalla Francia, ma qua si sono trovati benissimo, e soprattutto nella parte più bassa della zona del Piave, laddove i terreni sono pesanti, ci sono rossi di grande spessore, di grande interesse, e sono soprattutto rossi di grande dimensione, diciamo, degustativa. Quindi al consumatore l'opportunità di scegliere dei rossi decisamente interessanti. Vini del Piave uguale qualità, eccellenza, tradizione e cultura. Un patrimonio di saperi e sapori che deve essere tutelato e difeso. Oltre a questo, per apprezzare appieno questi grandi vini, c'è bisogno di un'educazione responsabile al consumo, come sottolinea il vicepresidente di Regione Veneto, Franco Manzato. È importante però che i giovani capiscano che il vino deve essere consumato, però con moderazione da una parte. Chi guida non deve assolutamente bere, però sapere che il vino è un parte della nostra cultura, è parte del nostro patrimonio identitario da migliaia di anni, non va assolutamente demonizzato. Continua questa avventura dalla Fiera di Verona per questa straordinaria manifestazione dedicata al cavallo, ma noi non potevamo non
chiedere un po' quali sono i sapori che caratterizzano questo autunno. E abbiamo qui un ristoratore, Tino Vettorello. Buona giornata Tino, e il dirigente della promozione turistica integrata Stefano Sisto. Allora, cominciamo un po' dal darci un po' un menù per queste fine settimana autunnali. Cosa potremmo pretendere nelle nostre tavole? Beh, pretendere il Veneto dispone di molti prodotti di IGP, è il massimo. Abbiamo il radicchio di Treviso, il radicchio veronese, abbiamo fatto un pasticcio con la zucca e del montasio, abbiamo i fagioli, il radicchio e fagioli, quello è un piatto molto tipico veneto, trevigiano, della nostra terra. Poi abbiamo fatto del suino padano al forno cominciamo ad andare anche verso Natale, così cominciamo con degli arrosti. Il suino padano che ritorna, noi abbiamo appena raccontato dalle nostre telecamere il record della salamella più lunga del mondo, che era proprio di gran puro suino padano. Padano, esatto, quella l'abbiamo presentata anche qui, facciamo dei spiedini con questo suino padano a livello di salamella, a livello di salsiccia, con questo prodotto che è molto generoso della nostra terra a livello di agricoltura, e noi lo portiamo nelle nostre tavole a far degustare insieme a tutti i nostri ortaggi e verdure di stagione. Allora, grazie Tino. Quindi i saperi e i sapori di un territorio servono per attirare la gente, il turista in questo territorio, e il Veneto in tal senso sta lavorando con moltissimi progetti. Sì, certo, il cibo, i prodotti sono un grandissimo elemento di comunicazione del nostro territorio, perché esprimono la sua cultura, la sua tradizione, e anche sono un emblema di ciò che può rappresentare per il turista, che desidera naturalmente il paesaggio, desidera stare bene, rilassarsi, ma nello stesso tempo anche... Insisto, il turismo enogastronomico vede sempre un più, cioè c'è una crescita davvero di interesse. Sì, uno dei segmenti più importanti, dicevo, il turista vuole anche mangiare bene, naturalmente nel Veneto attraverso i prodotti che sono stati adesso descritti da Tino, ma anche tutti gli itinerari enogastronomici di cui la nostra regione è ricca. Pensiamo che abbiamo 19 strade del vino e dei prodotti tipici. Sicuramente il turismo gastronomico trova nel Veneto un piccolo paradiso per i turisti della nostra regione, dell'Italia e anche dell'estero. Allora, io ringrazio davvero Regione Veneto, grazie per questo intervento. Tino, grazie davvero, ci hai solleticato davvero il palato, l'appetito. Pronti per il pranzo? Pronti per il pranzo, ma noi ci fermiamo qui, ci guardiamo insieme questo servizio di cronache trevigiane e poi vediamo se saremo bravi ad incontrare il Ministro delle Politiche Agricole, Luca Zaia. Tra poco.